ci dicono che attacchi anche la vite. Si nutre di tutto la cimice asiatica, anche della vite. Il rischio è che possa colpire pure i vigneti lungo le colline del Prosecco. La preoccupazione è che si possa propagare al vitivinicolo quanto sta accadendo nei frutteti, cioè a migliaia di aziende agricole dove le perdite vanno dal 40 al 100% della produzione se non si troveranno soluzioni veloci ed efficaci. La cimice asiatica colpisce 100 colture a livello nazionale, quindi abbiamo anche i seminativi, abbiamo il mais, abbiamo la soia, abbiamo anche l'uva, il pino grigio, abbiamo anche segnalazioni su questo e quindi si può ben capire le difficoltà che oggi noi dovremo incorrere su questo. Un insetto orribile, non soltanto nell'aspetto, questa cimice asiatica nera, che predilige tra le altre cose la frutta particolarmente dolce e succosa. Tra l'altro è un insetto molto esigente perché predilige la frutta buona rispetto a quella meno buona, quindi voglio dire emigra in maniera veloce da un impianto all'altro facendo anche diversi chilometri nell'arco di una serata, di una notte. Considerando cosa vale l'agricoltura veneta ad oggi sul fronte nazionale ma anche sull'esportazione, pensiamo alle nostre DOP sia in ortofrutta che di altro tipo nel vitivinicolo, oggi noi siamo veramente ad alto rischio e se non interveniamo in maniera massiva il prima possibile rischiamo di mettere in difficoltà un comparto veneto intero.